Lunedì 10 marzo, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti, buongiorno. I nostri argomenti: fratellanza e dialogo per la pace tra le religioni. Un libro ci presenterà la rivoluzione delle cure, quelle già in atto e quelle possibili, e poi ancora i progressi della cardiologia in un congresso in corso a Catania. Adesso le notizie delle ultime ore: la Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla tragica fine del sedicenne morto in ospedale dopo che era precipitato da un lucernario del centro commerciale Etnapolis a Belpasso. L'ipotesi più accreditata sembra comunque quella dell'incidente. Un testimone coetaneo del giovane racconta quei momenti. Sembra essere sempre più solida l'ipotesi dell'incidente, anche se il fascicolo aperto è formalmente di omicidio colposo. Indagano i carabinieri di Paternò per la morte del sedicenne catanese originario di Motta Sant'Anastasia, caduto nel tardo pomeriggio di sabato da un lucernario sul tetto del centro commerciale Etnapolis a Belpasso, precipitando a terra dopo un volo di 15 metri. Non si sa ancora bene perché il giovane sia salito sulla cupoletta del lucernario, la cui copertura in plexiglass non ha retto. Gli amici che erano con lui sono stati ascoltati dagli inquirenti e potrebbero essere visionati i loro smartphone assieme a quello della vittima per capire se dietro ci sia stato un macabro gioco, una sfida o qualcosa di simile che abbia indotto il sedicenne a salire sul lucernario, o se si sia trattato invece di una semplice fatalità. Secondo il racconto di un coetaneo presente, il giovane avrebbe iniziato a saltare forse per gioco sulla cupola del lucernario, quando a un certo punto è caduto in mezzo alla scala a chiocciola sottostante. C'erano molte chiazze di sangue, è stata una brutta scena da vedere, dice nel racconto, che dovrà però essere corroborato dagli inquirenti. Del resto sembra che il tetto, parcheggio esterno del centro commerciale, ogni fine settimana sia luogo di ritrovo abituale per gli adolescenti, che lì si darebbero appuntamento per passare qualche ora insieme. Il giovane è morto dopo essere stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. L'apertura del fascicolo è un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare, tra l'altro, se vi siano state eventuali violazioni nel rispetto delle norme di sicurezza. L'ipotesi privilegiata nella dinamica è comunque quella dell'incidente. La procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia. Dolore a Motta Sant'Anastasia, dove il giovane era conosciuto. Il sindaco ha pubblicato un post a nome dell'amministrazione comunale in cui parla di tragedia che colpisce drammaticamente la sua famiglia e sconvolge il nostro paese. Come raccontano questa drammatica storia i quotidiani, Luca? Ovviamente la notizia è sulle prime pagine di tutti i quotidiani regionali. Noi abbiamo preso la pagina di approfondimento della Sicilia, in questo caso, che titola "Un gioco o una sfida, così è morto Simone volando dal lucernario". Era in compagnia, il sedicenne era in compagnia di coetanei al centro commerciale, ha aperto un'inchiesta, come abbiamo sentito, verifiche sulla sicurezza. E il tema, cioè quello che si vuole capire, è appunto se sia stata una sfida, quindi vedete anche nei titoli l'ombra della challenge. Il testimone, che viene intervistato anche dal giornalista del giornale, racconta che si è messo a saltare e poi la copertura ha ceduto. Una scena, racconta questo ragazzo, che non scorderò. Qui si vedono alcune immagini appunto del teatro, diciamo, della tragedia. Il racconto lo abbiamo fatto, raccontato anche nell'articolo "Lo strazio dei genitori". Stesso articolo, cioè stessa notizia, viene riportata anche sulle pagine nazionali del Corriere della Sera, affiancata a un'altra notizia di un altro giovane morto, questa volta diciamo cadendo dagli sci. Il tema a sinistra appunto è questo: il dramma al centro commerciale, studente precipita dal lucernario, davanti agli amici saltava sul tetto. Quindi questa, diciamo, testimonianza viene in qualche modo acclarata, insomma è riportata su tutti i giornali. Te, Michele. Altre notizie: a Palermo rissa con coltelli e colpi di pistola allo Zen. Un 31enne pregiudicato si è presentato al pronto soccorso con diverse ferite provocate appunto da arma da taglio.
Rissa, pugni, coltellate e anche colpi di pistola. Quartiere Zen di Palermo. Ieri sera un pregiudicato del Rione è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Ignazio Ferrante, 31 anni, questo è il suo nome, è stato ferito con diverse coltellate. Almeno 6 i fendenti riscontrati dai sanitari. Poco dopo è stata segnalata una rissa in via Costante Girardengo, la strada dove abita il ferito. Qualcuno ha sentito anche esplodere dei colpi di pistola. I due episodi quindi potrebbero essere collegati. I poliziotti della squadra mobile arrivati sul posto hanno trovato una maglia sporca di sangue. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per le analisi che serviranno a capire se è lo stesso sangue del pregiudicato ferito. Gli agenti stanno cercando di capire anche se si tratti di uno scontro familiare degenerato o se ci sia dietro un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Da Palermo, inchiesta sulla sanità siciliana, la magistratura indaga con l'ipotesi di tangenti dietro le forniture sanitarie ad almeno 2 dei grandi reparti ospedalieri del capoluogo. Sono indagati 2 primari e 3 imprenditori delle forniture mediche. Vediamo i particolari. Chiederanno con tutta probabilità di essere ascoltati 3 o 4 dei 5 indagati dell'inchiesta della Procura di Palermo su forniture sanitarie e mazzette finita sui giornali nei giorni scorsi a fronte di una richiesta avanzata al GIP e notificata agli indagati sotto forma di avviso di conclusione delle indagini. Indagini delle quali i 5 indagati non sapevano nulla fino a venerdì scorso. Nel mirino della Procura di Palermo, che ha delegato le indagini alla squadra mobile, 2 primari e 3 imprenditori delle forniture sanitarie. Si tratta di un cardiologo emodinamista dell'ospedale Villa Sofia Cervello e di un chirurgo vascolare dell'ospedale civico, oltre a 3 imprenditori del settore delle forniture mediche, 2 dei quali siciliani. Per 2 anni la squadra mobile li ha seguiti e intercettati, documentando incontri in ospedale ma anche al di fuori delle mura delle strutture sanitarie. Il contenuto delle intercettazioni non è noto, ma ha convinto la procura a chiedere i provvedimenti al GIP. Tutti rischiano l'arresto, anche se ancora non c'è alcun provvedimento giudiziario deciso dal giudice per le indagini preliminari. Per 2 di loro il pericolo di reiterazione del reato o inquinamento delle prove sarebbe nel frattempo venuto meno e dunque non potranno essere arrestati, anche se indagati, in assenza di un improbabile pericolo di fuga. Attualmente gli avvocati stanno studiando l'avviso di conclusione delle indagini e le ipotesi di reato e in base a questo studio decideranno se chiedere realmente interrogatorio di garanzia, che comunque potrebbe non avvenire neanche la prossima settimana, ma slittare fino a fine mese. Solo dopo il GIP deciderà su eventuali provvedimenti. Luca, che dicono i quotidiani? La sanità è apertura del giornale Sicilia, diciamo in tutti i suoi aspetti, no? Guarda, il titolo è emblematico, il caos della sanità siciliana. Un altro caso del quale abbiamo parlato, appunto, per i gravi ritardi di Trapani, Ragusa e Palermo, l'appello del Codacons, l'intero sistema, dice appunto l'associazione dei consumatori, è da commissariare. Pochi anestesisti, sale operatori a regime ridotto, 4.500 pazienti in attesa di un intervento chirurgico solo a Enna, e la conferma della drammatica crisi gestionale del settore. Quindi insomma un quadro veramente a tinte fosche. De Michele. Adesso passiamo a un altro argomento un po' più diciamo anche interessante e utile per le donne, perché anche un vino può aiutare la sicurezza e la salute delle donne. Si tratta in questo caso del vino catanese Aituzza. Ha sull'etichetta un codice digitale che fa da collegamento con l'Osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro. Ve lo presentiamo. La tutela della donna, l'aiuto per migliorare la sua sicurezza sui luoghi di lavoro, può passare anche da un vino, perché a volte la richiesta d'aiuto arriva in modi inaspettati, mentre si è a tavola con amici guardando un'etichetta e scannerizzando un QR code. Da questa idea è nato Aituzza, un Etna Doc Special Edition per sensibilizzare verso il tema delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro, una collaborazione tra Sei Libera e Alcantara Winery. Aituzza è un atto di amore. Io ho incontrato Sei Libera ed è venuta Aituzza. Aituzza è un messaggio legato alla possibilità di difendere le donne sotto tutti i punti di vista. L'etichetta è un omaggio a Sant'Agata volutamente minimalista, con un fondo oro che indica la spiritualità di Agata e soprattutto la forza di contrapporsi a una violenza. Queste 2 minuzze che rappresentano dei valori importanti come quello della fede, della forza e della resilienza soprattutto.
Il QR code fa da ponte digitale tra i lavoratori e l'osservatorio contro le molestie e le violenze sul lavoro di Sei Libera. Chi ha problemi di molestie o violenze sul luogo di lavoro può attraverso questo QR code approcciarsi a quelle che sono le risoluzioni che Sei Libera può dare. Al sociale si unisce la storia. Dalle ricerche per creare Aituzza è emerso che Sant'Agata fu una ambientalista ante litteram. Il martirio, che potrebbe sembrare un atto passivo, non era esclusivamente il cuore dell'azione di Sant'Agata, ma ciò che ci aveva colpito era il suo rinunciare al sacrificio, cioè essere libera dall'ordine costituito che la costringeva a un sacrificio per il Pantheon romano. Luca, di altri vini si parla sui quotidiani siciliani? Sì, si parla di Prosecco, perché il Prosecco, diciamo, è il nostro vino ormai simbolo nel mondo. Prosecco sta negli Stati Uniti, quindi c'è il pericolo dazi, e allora i produttori dicono i dazi non fermeranno le nostre bollicine pop, insomma i brindisi non si fermano mai. Tra DOC e DOCG, 140 milioni di bottiglie all'anno negli Stati Uniti. Per ora le vendite salgono e molto dipenderà dal peso delle tariffe, e qui insomma si sfregano le mani i produttori. Tra l'altro tanti sono appunto anche siciliani, certo. Uno lo abbiamo visto nel servizio di poc'anzi di Eva Spampinato. Prego Michele. No, puoi continuare con la rassegna stampa. Sì. Allora, apriamo e sfogliamo la prima pagina della Sicilia di Catania, oggi la Sicilia del lunedì, che racconta intanto in prima pagina la tragedia del centro commerciale di Belpasso, con la foto del ragazzo, 16 anni, Simone D'Arrigo, abbiamo detto anche il suo nome, vedete in questa foto si percepisce anche come dire, il contesto. I ragazzi indicano, ecco lo vediamo, il tetto di questo centro commerciale, perché evidentemente anche questi ragazzi erano a conoscenza che nel fine settimana ci si riuniva anche sopra questo centro commerciale, che è un parcheggio, diciamo, quindi aperto al pubblico. Non ce l'ha fatta il sedicenne di Motta, precipitato dal lucernario a Etnapolis, il testimone saltava e la struttura ha ceduto. È stata aperta un'inchiesta, verifica sulla sicurezza, appunto come abbiamo visto, l'ombra della challenge fra giovanissimi. E questo è il racconto della notizia che abbiamo già fatto. Poi in taglio alto, la regione sconfitta sul rilancio dei termovalorizzatori. Stop al piano che bloccava il colosso A2A, e il TAR libera l'area di San Filippo del Mela. Quindi questo è, diciamo, un approfondimento sul tema dei rifiuti, che in questi giorni è un tema diciamo, abbastanza d'attualità, perché il presidente Schifani è intervenuto anche sui giornali. Proposte in Parlamento: danno erariale si cambia per gli amministratori, controlli meno stringenti. Quindi questi sono i due pezzi taglio alto del quotidiano La Sicilia. Centropagina la notizia di cronaca di politica internazionale: Trump e Musk contro il G7 per il First Buddy. Gli Stati Uniti farebbero bene a uscire dalla NATO, il presidente fa pressione sull'Ucraina. Questo è tutto il racconto che faremo più avanti, diciamo, nella lettura dei quotidiani nazionali, con tutti anche i risvolti e i commenti. Quindi questa è la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere la prima pagina invece del Tomo di Catania, della Sicilia di Catania. Oggi c'è un focus sui clochard, sui senza tetto, quindi è sui dormitori pubblici, ovviamente in questo caso dormitori pubblici, ma non per tutti. L'associazione di volontariato sottolineano le problematiche legate a queste strutture. Si parla tanto, dicono, ma c'è soltanto una struttura ed è annesima, troppo lontana dal centro e con gli orari assai rigidi per i fragili, che poi evidentemente vivono tutti al centro. Quindi questo è l'approfondimento del giornale, che mette anche un altro pezzo di spalla: lo spettacolo indecoroso dei rifiuti verso la stazione. Un automobilista indirizzato dal navigatore tra le vie Orfanelli e Madonna dell'Aiuto. Guardate che cosa si trova davanti. Disavventura, lo leggiamo perché anche insomma dà il senso di questo racconto. Disavventura di un automobilista messinese che, seguendo l'itinerario di Google Maps per raggiungere la stazione centrale, si è imbattuto in cumuli di rifiuti, sporcizie e materassi abbandonati. L'uomo ha percorso la zona tra via Orfanelli e via Madonna dell'Aiuto, una striscia di rifiuti così imponente da ostruire il passaggio delle auto. E quindi questo, diciamo, è il tema dei rifiuti che abbiamo raccontato e che continuiamo a raccontare sempre all'interno del TG, che non ci manca mai un pezzo, diciamo, sullo scempio dei rifiuti. Purtroppo mai.
Allora, poi a San Giovanni la Punta, questa è la notizia, insomma, escono dal ristorante senza pagare il conto e caccia aperta sui social, ma non solo, a due coppie che l'altra sera in un ristorante giapponese hanno mangiato e poi se ne sono andati via, cioè, senza pagare il conto. Complimenti, cioè, all'onestà di questi ragazzi. Notte di follia, lo abbiamo sentito, ad Adrano, in centro, si affaccia al balcone, lancia oggetti in strada, ha seminato il panico questo 49enne adranite, messo appunto nel racconto dei pezzi della provincia. E poi il caso della ST con la crisi e questa notizia che vi facciamo vedere è abbastanza curiosa, ve lo facciamo vedere direttamente nell'articolo in pagina. È stato ritrovato un quadro di Pippo Fava che era da anni conservato al comune di cui non si conosceva l'esistenza, quindi per l'opera l'amministrazione ha fatto richiesta di acquisizione alla fondazione dedicata al grande artista, scrittore e giornalista. Stiamo parlando appunto del giornalista ucciso dalla mafia il giorno della Befana del 1980. Potremmo chiamarlo, l'attacco del pezzo è anche divertente, potremmo chiamarlo il Fava ritrovato, insomma, che potrebbe essere anche un buon titolo, anche se è stato sempre lì a Palazzo degli Elefanti. Questo è il quadro, diciamo, a libera interpretazione, a libero gusto di chi lo guarda, ovviamente, poi insomma così come deve essere l'arte. Cambiamo quotidiano, abbiamo visto il Giornale Sicilia in pagina sull'apertura del caos della sanità, e ci sono altre notizie ovviamente che riguardano i rifiuti, che riguardano lo sport e che riguardano anche la cronaca. Quindi sui rifiuti riparte lo scontro tra regione e opposizioni. Il presidente Schifani aveva proprio segnato il cronoprogramma proprio sul Giornale Sicilia sui termovalorizzatori, scrivendo in risposta a un articolo del Giornale Sicilia le reazioni alla lettera di Schifani al Giornale Sicilia, Palazzo d'Orlea, norme rispettate. Quindi si accende anche il dibattito politico su questo tema. Intervistato anche il ministro Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, sul Giornale Sicilia. Vediamo i titoli: aiuto alle imprese semplificando le procedure, il ministro oggi a Palermo, benefici pure per i cittadini. Che si vedono poco, però commentiamo se ci è consentito. Poi gioco finito male, anche qui ovviamente la tragedia del centro commerciale catanese, muore a 16 anni, incendio in casa, uomo stionato, e abbiamo visto il servizio poc'anzi del collega, coltellate allo Zen, grave, un pregiudicato ricoverato a Villa Sofia. Questa è la prima pagina del Giornale Sicilia. Apriamo la Gazzetta del Sud, che nell'edizione di Messina, così come nelle edizioni, diciamo, della Calabria, apre con il tema di politica internazionale, non si ferma l'avanzata della Russia. Ma poi, diciamo, in pagina mette anche le notizie della provincia di Messina. Non solo contesse, tutti i cantieri a Messina, da Giampiliere e Tremestieri, la zona sud interessata dai lavori per il raddoppio ferroviario. Questo a centropagina. L'impatto più importante è previsto sulla statale 114 e a Itala i cittadini invece protestano per questi lavori. In alto, nei richiami in taglio alto della pagina, c'è una notizia, diciamo, che fa comunque sempre riflettere. Sfregiata la targa che ricorda il giornalista Beppe Alfano, ucciso dalla mafia, giornalista messinese, collaboratore della Sicilia. Adesso vediamo il servizio in pagina. Poi con i cassonetti smart, a proposito di rifiuti, ci spiegano come funzionano. E poi la politica, dopo l'intervento di Schifani esplode la polemica politica sui termovalorizzatori, l'attacco del Movimento 5 Stelle. Vediamo appunto la notizia che riguarda la targa sfregiata a Beppe Alfano. Non merita commenti, basta solo la fotografia per capire la rozzezza, diciamo, di questo atto vile, insomma, davvero da condannare. L'ennesimo atto studiato che infanga la memoria del cronista ucciso da Cosa Nostra l'8 gennaio del 1993. L'omicidio di un giornalista che viene definito scomodo tra depistaggi di Stato e connivenze di mafia. E tra l'altro qui c'è anche, diciamo, parla anche la figlia Sonia Alfano, che è stata anche europarlamentare. E poi ancora qui vediamo il racconto del ragazzo che è morto nel centro commerciale Etnapolis. Ancora una notizia che prendiamo dalla Gazzetta del Sud, la zona dei cantieri, la zona sud, una grande area di cantieri, e vedete nelle foto si capisce bene come si muove, insomma, la macchina dei lavori pubblici a Messina. A te, Michele. Grazie Luca, e adesso andiamo a vedere subito a che punto è il traffico
traffico questa mattina, oggi è lunedì, quindi possiamo aspettarci, come dire, una ripresa intensa dopo i rallentamenti di domenica. Allora, con noi l'assistente capo coordinatore Salvatore Furnari, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, ci racconti pure come va il traffico stamattina? Buongiorno dalla Polizia Stradale, il centro operativo compartimentale Sicilia Orientale. Apriamo subito con una notizia dell'ultima ora sulla A01, la Catania-Siracusa, tra il disinnesto della tangenziale e lo svincolo di Lentini, prima della Galleria San Demetrio. Abbiamo un grave incidente in trattazione, il traffico risulta bloccato, quindi consigliamo, in attesa di instaurare l'uscita obbligatoria, di percorrere la tangenziale fino a Primosole, la strada statale 114 in direzione Siracusa, poi la SS 114 DIR della Costa Saracena e rientrare in A01 in direzione Siracusa dallo svincolo di Lentini. Sul posto abbiamo tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il 118, nonché le pattuglie del distaccamento di Lentini e di Noto e di Randazzo in supporto per la trattazione dell'evento infortunistico, che sarà in risoluzione non prima di qualche ora. Per il resto il traffico risulta scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti sulla tangenziale in direzione Siracusa tra Paesi Etnei e Misterbianco, sulla A18 diramazione in direzione di Catania Centro provenendo da San Gregorio, sulla A18 Messina-Catania direzione Catania nel tratto tra Giarre e Acireale per lavori. Per quanto riguarda le chiusure, sulla A19 continua a permanere chiuso lo svincolo di Enna in ingresso e in uscita dalla Careggiata in direzione Palermo, nonché lo svincolo di Caltanissetta in ingresso in direzione Catania. Segnaliamo anche sulla 121, la Catania-Paternò, la chiusura in ore serali e notturne del tratto compreso tra Val Corrento e Misterbianco nella fascia oraria dalle 20:30 alle 6:30 in entrambi i sensi di marcia. Sulla Siracusa Modica A18 permane ancora il divieto di transito per i mezzi pesanti commerciali superiori a 7,5 tonnellate nel tratto compreso tra Cattibile ed Avola in entrambi i sensi di marcia. Concludiamo invitando tutti i conducenti a prestare attenzione alle indicazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile, i quali sono costantemente aggiornati dagli enti concessionari per fornire in tempo reale informazioni utili di eventuali pericoli e problematiche nella tratta percorsa. Raccomandiamo prudenza nel tratto della tangenziale per la Catania-Siracusa per l'incidente in trattazione, ricordando il percorso alternativo tangenziale Rotonda Primosole e SS 114 riingresso a Lentini in direzione Siracusa. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e buona guida a tutti. Grazie a lei innanzitutto per i suggerimenti, per le informazioni preziose che ci ha dato. Adesso rapidamente un'occhiata al Tondo Geni di Catania in diretta. Ecco, vediamo che lunedì mattina inevitabilmente il traffico è molto intenso e i rallentamenti sono, come ormai sappiamo bene, soprattutto lì dove c'era una volta il ponte, no? E poi ci sono i semafori pedonali, però ecco, il traffico procede a passo d'uomo. Adesso facciamo una breve pausa e poi andiamo con Luca Ciliberti ancora sui quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, oggi insomma il racconto passa inevitabilmente dalla politica internazionale. Sono 100 giorni di governo di Ursula von der Leyen, quindi a capo della Commissione europea, con tutte le tensioni che ci sono legate appunto alla difesa dell'Unione Europea, le dichiarazioni di Elon Musk che vuole spegnere i satelliti, quindi metterebbe in grave difficoltà la difesa dell'Ucraina, e poi
ovviamente le condizioni del Papa. Queste sono le 3 notizie che raccontano i quotidiani oggi. Partiamo dal Corriere della Sera per vedere i titoli, poi approfondiamo dopo. Allora, sul Corriere della Sera, l'Ucraina, la minaccia di Elon Musk, come abbiamo visto, che vuole staccare i satelliti, se spengono i satelliti cade Kiev, e la von der Leyen che dà la priorità al riarmo. Sul Corriere della Sera oggi ci sono 2 interviste che secondo me sono molto interessanti. Una al ministro degli esteri Antonio Tajani, che è un europeista convinto, è stato anche presidente del Parlamento europeo. L'Unione Europea serve agli Stati Uniti, restiamo a testa alta, e quindi diciamo in qualche modo una posizione pro Ursula von der Leyen. Dall'altro lato però c'è l'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che dice: a noi fa orrore l'Europa bellicista, Salvini pacifista di comodo, quindi una posizione diciamo un po' in antitesi rispetto a quella diciamo dei popolari in questo caso. E quindi diciamo, su questo poi si dipana, si accende la politica italiana. Ci sono altre notizie, questa è un'altra notizia: morto il poliziotto Gallo dai casi Gucci e Sgarella, all'accusa di dossieraggio, e insomma coinvolto nella storia di Equalize, insomma, quindi insomma una storia di intrecci e di spionaggi, insomma, che a chi va può approfondirla sui giornali. E poi la foto di Simone Cristicchi che racconta appunto la storia della mamma malata, la canzone che ha portato a Sanremo. Andiamo a vedere gli altri quotidiani. Nelle prime pagine La Repubblica ancora apre con le minacce di Elon Musk: gli Stati Uniti via dalla NATO, se è disattivo Starlink l'Europa, l'Ucraina crolla, e questo è Repubblica. Andiamo a vedere La Stampa, ancora una volta, questa volta diciamo in qualche modo sì, perché lo chiama variabile impazzita, dice, sulla pace, no? Perché appunto è questo il tema. Non si parla più di pace, ma si parla di armamenti. Manca sempre insomma questa diciamo, conclusione poi delle trattative della diplomazia. Quindi ancora una volta, e poi l'abbiamo visto poc'anzi sul Corriere della Sera quando abbiamo fatto vedere la morte del 16enne, questo è un altro 18enne che è morto sulle piste da sci, appunto un ragazzo di 18 anni che mette in pagina La Stampa. Vi faccio vedere anche qualche quotidiano politico, perché insomma dà anche il senso, no? Il Giornale ad esempio, eccolo qua: Macron, Musk, Meloni, Il Mondo, secondo Salvini il leghista parla a ruota libera, e quindi qui Salvini dà la sua posizione. Però trovo interessante invece nel quotidiano Giornale di oggi l'analisi che racconta. Si parla molto, no, di terre rare, che erano quelle diciamo su cui si sarebbe dovuto fondare l'accordo tra Trump e Zelensky, quindi si indaga sull'Italia, sulle 16 terre rare nel suolo italiano e dove estrarle. Quindi anche noi abbiamo, le terre rare, e adesso le vedremo in pagina dopo i titoli. Balle spaziali invece è il titolo di Libero, che racconta appunto delle tensioni nel PD, degli scontri su tutta la situazione politica internazionale, i cosmonauti del PD. La sinistra in guerra con Musk chiede alla Meloni di far concorrenza a Starlink con il sistema dei satelliti europei, un piano da marziani evidentemente, perché insomma un piano a parte costosissimo ma anche tecnologicamente irraggiungibile in questo momento. Mister Tesla a Kiev: non vi lascio senza rete. Salvini, ecco qua però diciamo qua rimodula diciamo l'attacco, no? Non vi lascio senza rete. Elon sbaglia sulla NATO. E ancora vi faccio vedere eccolo qua, il Tempo. Spiazzati, la proposta di Trump, di pace di Trump, terremota la piazza ideata da Repubblica, arriva Landini e Calenda se ne va, Conte dà forfait, il campo largo esplode e la strana coppia Rizzo-Mannacci manda in scena la piazza sovranista. Questo è tutto il riferimento, diciamo, alla piazza del 15 di Piazza del Popolo, dove i pacifisti dovrebbero raccogliersi anche in favore dell'Europa.
E questo è il tempo. Vediamo invece il Fatto Quotidiano, eccolo qua, che apre un'apertura originale diversa e apre sempre sui temi della giustizia, che è molto cari, diciamo, al quotidiano. Il Fatto Quotidiano, appunto, abuso abrogato, la Cassazione contro Nordio, trattati violati. Allora andiamo a vedere come raccontano i quotidiani diciamo, la politica europea, diciamo, relativamente anche al conflitto e alla diplomazia verso la pace. Partiamo intanto dal Corriere della Sera, che prende e titola con le parole di Ursula von der Leyen: nulla è da escludere per la difesa comune. Questo lo dice nel discorso dei 100 giorni. Si parla sempre, no, da sempre, di difesa europea, e infatti qui mette, come dire, tre punti, diciamo, chiave di questi passaggi: gli annunci del disimpegno degli Stati Uniti, quindi, diciamo, il famoso discorso, no, con successivo, diciamo, a Zelensky, le pressioni del Cremlino e il piano da 800 miliardi di euro, che è quello che sta facendo discutere tutta l'Europa. E qui c'è una mappa, cosa sarà dell'alleanza, eccolo qua, e qui c'è una bella spiegazione, insomma, di quello che succede all'alleanza europea. Su come la pensano i paesi, diciamo, europei, c'è un bello schemino, diciamo, che racconta il giornale. Eccolo qua, le mosse dei singoli paesi. L'Italia prevede, e lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi, 40.000 nuovi riservisti, cioè da dare a questo esercito europeo. La Francia prevede 100 miliardi di spesa e sempre più Rafale, che sono appunto questi aerei, questi caccia velocissimi, insomma, sul quale diciamo, la difesa, orgoglio della difesa francese. Poi la Germania, altri fondi speciali per le forze armate, mentre il Regno Unito chiede intesa senza gli USA sull'intelligence, quindi sui servizi segreti, perché non vogliono svelare evidentemente le carte. Questo è, diciamo, il racconto in sintesi. Sulle terre rare, invece, che è un altro tema importante, ed è, diciamo, quello di cui approfondisce il giornale. Nel sottosuolo italiano ci sono 16 materie prime critiche, servirebbe 1 miliardo per estrarle. Per l'Europa sono ad alto rischio di approvvigionamento, lungo la penisola attive 76 miniere, ma si ricavano solo feldspato e fluorite. Il piano per rinforzare la filiera, quindi ci si interroga su come si può rinforzare la filiera. Guardiamole queste terre rare, perché noi siamo molto interessati, perché da sempre siamo serbatoio di zolfo, che è appunto questo pallino giallo che vediamo. Abbiamo anche combustibili fossili e bitumi, vedete nel sud-est della Sicilia, anche questo molto, molto noto. Questo verde sono i metalli, minerali metalliferi, ma poi abbiamo anche, diciamo, sparsi ovviamente salgemma, minerali ceramici. Insomma, la Sicilia potrebbe essere un punto, diciamo, di interesse se si volessero estrarre appunto questi minerali e se si volesse approfondire. Vedete, è uno, diciamo, delle regioni con più terre rare. Le altre sono, come vedete, la Toscana, la zona delle Alpi e la Sardegna. Michele, a te la linea. Bene, allora adesso diamo un'occhiata al tempo. E poi dopo parleremo di fratellanza e dialogo per la pace. Avremo veramente due ospiti importanti: il presidente della comunità di Sant'Egidio Abramo e l'imam e presidente della comunità islamica di Sicilia, Kate Abdelhafid. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo instabile su gran parte del centro-nord, piogge temporali sparsi in moto da ovest verso est. Al sud invece ancora sole prevalente. Sole infatti assoluto protagonista anche sulla Sicilia, nuvolosità a tratti irregolare solo sui settori meridionali della regione, ma che non daranno luogo a precipitazioni. La ventilazione sarà a tratti sostenuta con mari da poco mossi fino a mossi. Il clima mite e gradevole con valori massimi intorno ai
ai 20 gradi. Nel corso della giornata di martedì splenderà ancora il sole con qualche velatura di tanto in tanto che sarà solo in transito. La ventilazione sarà in graduale attenuazione, soffierà solo a tratti sostenuta sulle coste meridionali, con mari che infatti qui risulteranno mossi. Calmi o poco mossi invece altrove. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci qua con un sorriso. Allora adesso diamo il benvenuto al nostro ospite che abbiamo molto piacere di avere con noi, Kate Abdelhafid, imam, presidente della comunità islamica in Sicilia. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno e grazie. Il dialogo fra la comunità islamica e la comunità, diciamo, cattolica, cristiana prevalente in Italia è stato inaugurato nel 2019 da Papa Francesco e dall'imam di Al-Azhar, che hanno firmato un documento simbolico per la fratellanza, la riconciliazione. Siamo nel 2019. Ora questo dialogo, ecco qui vedete qua l'immagine, molto bella questa qua, siamo al 2019, ecco questo spirito di dialogo è stato ripreso recentemente a Catania in un seminario cui ha partecipato anche l'arcivescovo di Catania Monsignor Renna e il nostro imam ospite nostro. Il titolo era Fratellanza universale per la pace mondiale, mai tema così attuale, e la convivenza comune, che si è tenuto nel Salone dei Vescovi la settimana scorsa. Che cosa è venuto fuori? C'è qualche novità che ci possa dare un po' di speranza, visto la situazione non molto felice che abbiamo anche raccontato attraverso i quotidiani delle guerre che ci sono? Certo, le speranze ci sono e ci saranno, noi stiamo sempre sperando che il nostro dialogo, praticamente Catania ha regalato un modello di un dialogo costruttivo nato dal basso e sta consolidato nel tempo, e la presenza della Moschea della Misericordia in pieno centro della città, una testimonianza di una convivenza, di un'interazione con la cittadinanza locale, e penso che questo importantissimo accordo di Abu Dhabi ha dato in primis una svolta di un dialogo nato storico. In realtà dalla parte islamica questo dialogo, questa convivenza risale dal 622, quando il profeta, pace e benedizione su di lui, stipulò un accordo, la Carta del Medina, e nel tempo sono state, è ovvio, è giusto anche dirlo, sono stati anche conflitti, discordie e tutto, però alla fine c'è stata anche la Carta della Mecca nel 1976, arrivando anche alla dichiarazione di Marrakesh, firmata da più di 250 sapienti musulmani. Tutto questo ha portato, all'accordo di Abu Dhabi, perché l'accordo di Abu Dhabi ha i suoi radici storici. Quello con Papa Francesco che abbiamo visto poco fa nel 2019. Prego. Sì, l'accordo in realtà perché non si limita soltanto di un dialogo tra musulmani e cristiani o cattolici, ma si estende a tutte le persone che in realtà questo dialogo è la base di tutto, la base di una convivenza umana, e partendo dal presupposto che tutti apparteniamo alla famiglia, alla grande famiglia che è l'umanità, e noi come musulmani partiamo anche da un testo sacro
del dialogo e un ordine divino, dialogate con le belle maniere con la gente della scrittura e partendo anche che questa è la volontà del creatore, se avesse voluto avrebbe fatto di voi una sola comunità. Giusto. Volevo chiedere questo, la comunità islamica in Sicilia è molto vasta e riuscite a quantificarla? Sì, questo è il problema, quantificare la comunità islamica in Sicilia è difficile perché essendo la Sicilia una terra di passaggio per i migrati. Noi basta ricordare che dal 2013-2015 alla moschea abbiamo accolto forse 50.000 di persone che sono passate, 50.000 che sono passate dalla moschea della Misericordia. Che poi però molti di loro vanno via. Sì, tutti, quasi tutti sono andati via. E per questo però la presenza è nota praticamente nel Ragusano, non dimentichiamo che a Pachino rappresentano il 33% della popolazione locale. Cioè a Pachino la percentuale è del Ragusano. Quanto ha detto? 33, nei dati sono quelli del 2021. Il problema dell'integrazione è sempre un percorso, penso che non possiamo dire che c'è un'integrazione totale, però il nostro impegno, nel nostro piccolo, stiamo cercando di un'interazione, stiamo lavorando per un'interazione con i siciliani e creare, diciamo, ponti di incontro, essendo la Sicilia condannata dalla sua posizione geografica, si affaccia al mondo musulmano e stiamo cercando di essere un ponte di incontro. Beh, questo è molto importante che lei lo dica, anche perché, senza offesa per nessuno, è un po' un luogo comune quello di confondere o identificare magari i migranti clandestini con i praticanti della religione islamica. Sì. Questo lei lo saprà bene, meglio di noi, no? Sì, no, noi quindi questo provoca anche un minimo di diffidenza, per dire minimo. Ma noi stiamo cercando di assicurare tutti che siamo portatori di valori, di incontro, di dialogo, di fratellanza. Purtroppo ci sono aspetti negativi, non possiamo nascondere questo, e questi aspetti negativi c'è anche un'altra parte che cerca di fomentare l'odio, la sfiducia, e questo per questo ci sempre mette ostacoli, diciamo, nel nostro lavoro. Invece vediamo il versante opposto, la fratellanza e il dialogo. Nei termini che lei ha detto, è molto importante lo sforzo che fa sia la comunità cristiana laica come Sant'Egidio. Sant'Egidio è diffusa in 70 paesi, sono laici impegnati nel volontariato verso gli ultimi, e gli imam come voi e le comunità islamiche. Ecco, per la pace concretamente qual è lo sforzo che questa intesa può produrre, insomma? Noi abbiamo fatto insieme tante iniziative. Tra queste iniziative l'incontro tra le famiglie e anche i bambini musulmani e cattolici e quelli della comunità di Sant'Egidio, e abbiamo notato che questi nostri figli sono veramente ben integrati rispetto a noi che veniamo da un altro contesto, con i nostri con i ritaggi del passato, ma abbiamo visto con i nostri pregiudizi, con i nostri pregiudizi, ma penso anche non dimentichiamo il lavoro che fa, il grande lavoro che fa la comunità di Sant'Egidio con la scuola della pace, che
veramente un lavoro che mira a diciamo, coinvolgere i nostri giovani, le future generazioni e insegnarli di affrontare le sfide del presente per sperare un futuro di dialogo, un futuro che costruisce una società coesa. Questi sono punti di vista e ispirazioni bellissime che non si possono condividere, però mi permetta, qualche volta, come dire, il problema è quello del fondamentalismo. Voi intervenite contro, diciamo, i fondamentalismi che poi molto spesso noi confondiamo o identifichiamo con il terrorismo, i fomentatori di guerra e così via. Noi siamo stati sempre in prima linea e io di prima persona a contrastare queste pratiche che non hanno niente a che vedere con la nostra fede. La nostra fede è una fede che mira alla pace, alla serenità, alla solidarietà, alla tolleranza. Basta ricordare che uno dei importanti testi del Corano ci chiama noi come esseri umani o gente, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina, abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. La conoscenza, l'importante è la conoscenza. Il problema di fondo è ignorare un mondo. Purtroppo sulla nostra pelle abbiamo subito del tutto perché chiunque si fa aumenta come esperto del mondo islamico, si spaccia come un esperto del mondo islamico, del Corano, della cultura islamica. Forse manco ha letto un libro sull'Islam. Bene, allora noi ci fermiamo provvisoriamente qui, avremmo avuto il piacere di ospitare anche Emiliano Abramo, che è il presidente della comunità di Sant'Egidio, con cui voi siete in stretti rapporti, e questa è la strada che ci fa piacere, si sta percorrendo per l'integrazione e anche per una maggiore conoscenza, per un dialogo sempre più forte per la pace. Purtroppo Emiliano Abramo oggi non ha potuto essere con noi, speriamo di potervi ospitare insieme ancora. Con piacere. E a lei, Imam Keita Abdelhafid, quando vorrà sarà sempre il nostro ospite gradito. Grazie. Grazie e buon lavoro e come dire, il nostro saluto alla comunità islamica in Sicilia. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di rivoluzione della cura. C'è un libro molto interessante, appena uscito, uno dei due autori sarà il nostro ospite e ci racconterà i progressi, gli ultimi progressi sulle malattie più gravi, compresi naturalmente i terribili tumori, che però sempre di più cerchiamo di correggere, di curare, anche se come il caso di Eleonora Giorgi abbiamo visto purtroppo delle volte non c'è proprio nulla da fare. State con noi, parleremo della rivoluzione della cura fra pochissimo. Ancora buongiorno al nostro imam e buon lavoro. Grazie. Sicilia, prima di parlare delle cure rivoluzionarie con l'autrice di un libro, diamo il benvenuto con molto piacere al cardiologo Michele Gulizia, che è uno dei protagonisti di questo meeting, questo incontro della cardiologia mediterranea che da alcuni giorni si svolge a Catania e che si conclude oggi. Sì, questa sera. Benvenuto. Grazie. Che cosa comporta, che risultati state ottenendo con questo bel volume che fa vedere l'impegno? Qui c'è un calendario fittissimo di incontri, discussioni e anche divulgazione, è vero? Ecco, noi siamo desiderosi di sapere un po' se c'è qualcosa che può interessare tutti noi. Questo è il meeting biennale che noi come cardiologia dell'ospedale Garibaldi di Nessimo organizziamo da 24 anni, quest'anno è la
12ª edizione, una edizione particolare, quella di quest'anno, che ha moltissime, 136 per l'esattezza, sessioni di simulazione. La simulazione oggi è l'arma vincente per insegnare ai medici non solo a operare ma anche a gestire bene le patologie. Che cos'è la simulazione? La simulazione significa la pratica con simulatori, quello che fanno i piloti prima di prendere in mano un aereo di linea, fanno tanta esercitazione su dei simulatori per cui fanno decolli, atterraggi, viaggi. Noi facciamo la stessa cosa e quindi abbiamo 3 grandi sessioni di simulazione, una di ecocardiografia di base ed avanzata, quindi l'ecografia del cuore, una di interventistica ritmologica, ovvero come si fanno le ablazioni transcatetere della fibrillazione atriale, l'impianto dei fibrillatori sottocutanei, l'ablazione, la chiusura del serrato, l'impianto di loop recorder, questi microscopici chips come quelli che mettiamo per i cani, che sotto pelle permettono di monitorare fino a 5 anni continuamente il battito cardiaco, e noi lo vediamo anche in remoto direttamente alla cardiologia, e anche e soprattutto il ruolo di gruppo, perché abbiamo delle sale operatorie, delle emergency room, dei letti di unità coronarica dove abbiamo dei pazienti virtuali, come potete vedere anche dalle immagini, navighiamo all'interno del cuore e quindi simuliamo una situazione di emergenza. I medici si alternano nella gestione di questi malati. Quindi simulazioni, diciamo, ho capito bene, soprattutto digitali, fino anche all'intelligenza artificiale. Assolutamente, l'intelligenza artificiale quest'anno la utilizziamo in tutte le sessioni del congresso. Abbiamo avuto anche, ecco, questo che vediamo nelle immagini, vedete, è un cateterismo ventricolare destro in cui facciamo anche biopsia, e tutto questo ovviamente aiuta, perché i ragazzi, soprattutto i giovani specialisti, gli specializzanti, ma anche i medici formati che vogliono vedere dall'interno, dove arrivano con i loro cateteri, con le loro attrezzature, ovviamente imparano molto più velocemente e imparano efficacemente. Imparano, se non sbaglio, anche e soprattutto la navigazione virtuale all'interno del corpo umano. Esatto, quello che stiamo vedendo adesso. Ecco. Vedete, noi navighiamo dentro il corpo umano in tridimensionale, cioè diventiamo un globulo rosso che circola, in questo caso è legato alla circolazione cardiaca, e quindi vedendo dall'interno il cuore, vedendo dove arriviamo con il bisturi, dove arriviamo con i cateteri, questo ci permette di avere una conoscenza anatomica molto particolare. Vedete, questa è una terapia intensiva coronarica, e ovviamente il medico, dovendo scegliere quali farmaci, con che velocità, come fronteggiare l'emergenza, capite bene che nel momento in cui simula e lo rifà 4, 5, 10, 20, 100 volte, quando poi si trova col paziente vero, è diventata una routine, una pratica consueta, e quindi è esattamente come il pilota che poi porta 300 persone. E questo, allora, per noi cittadini comuni che non ci intendiamo di queste cose bellissime che ci ha fatto intravedere, però ci affascinano, naturalmente pensiamo subito: allora possiamo stare più tranquilli, Assolutamente sì, e mi piace comunicare un dato che abbiamo presentato all'inaugurazione. Noi cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesima, e dai dati anche del programma nazionale ESI del Ministero della Salute di Agenas, abbiamo dimostrato come con un tipo di cura intensiva che facciamo ai pazienti con scompenso cardiaco avanzato abbiamo la più bassa mortalità d'Italia, 0,63, con una media nazionale del 9,4%. Complimenti, Quindi questa è una cosa importante. Il nostro programma, noi abbiamo sviluppato un programma, si chiama HeartX, è un modo di gestire i pazienti con lo scompenso cardiaco avanzato presso il nostro reparto, e in 5 anni abbiamo avuto solamente 5 decessi. Questo ovviamente è una cosa, è un fiore all'occhiello di cui mi permetto di vantarmi a nome mio, ma anche di tutti i nostri collaboratori che giornalmente prendono in carico questi pazienti che purtroppo hanno una mortalità del 20% nel primo anno e di un altro 20% nei 5 anni, quindi questa è una patologia a livello che nazionale possiamo... questo? Sempre, questa è la storia naturale della malattia. La mortalità nazionale è del 9,4%, noi siamo allo 0,63%. Caspita, veramente sono risultati
che fanno ben sperare. Parliamo ogni tanto di buona sanità. Buona sanità. E comprende la buona sanità anche un progetto quinquennale di assistenza ai pazienti? È proprio questo progetto quinquennale. Perché quinquennale? Cioè è necessario un periodo così lungo? No, è quinquennale perché era un progetto nato e presentato alla Regione che ce lo ha finanziato e che quindi era partito nel 2019, cioè presentato nel 2019 e partito nel 2020. Quest'anno abbiamo presentato i dati di questo progetto quinquennale, ma il progetto continua, addirittura ne abbiamo sviluppato un altro, per cui addirittura diventeremo ancora più capillari nella cura di questi pazienti, includendo non solo i pazienti con scompenso cardiaco avanzato, ma anche con quelli che hanno delle cardiopatie di carattere genetico, vedi la cardiomiopatia ipertrofica, vedi i pazienti che hanno delle malattie come l'amiloidosi, che è una malattia che infarcisce questo cuore e lo rende debole, diciamo sostituendo una parte delle cellule cardiache muscolari con delle cellule che sono un po' più stanche, sono un po' più ricche di una sostanza, l'amiloide, che purtroppo fa perdere l'elasticità a queste cellule e che quindi porta alla cardiopatia dilatativa. È vero che utilizzate anche delle app? Ma non è che possono utilizzarle poi anche i cittadini comuni? Sì, le app che utilizziamo, abbiamo sviluppato le app, proprio ieri abbiamo presentato questo progetto, uno studio che si chiama Sparta DM, che includerà pazienti ad alto rischio cardiovascolare e soprattutto diabetici di secondo tipo. È uno studio che coordiniamo e che coinvolge 54 centri fra Sicilia e Calabria. L'obiettivo è quello di andare a trovare, proprio vediamo le immagini in questo momento, con alcune tecniche ecocardiografiche più avanzate, andare a capire quali sono i marcatori prognostici, cioè quei piccoli segni che ci dicono oggi che quel paziente fra 1 anno, 2 anni, 5 anni svilupperà quella cardiopatia, e quindi corriamo ai ripari subito, perché prevenire è meglio che curare, quindi mantenere un cuore in forma quando ancora non è scompensato, quando ancora non ha iniziato a dilatarsi, significa salvare una vita, ma soprattutto dare una qualità di vita al paziente. Questo significa l'utilizzo anche di rilevatori elettronici? Sì, noi ovviamente questo lo facciamo, ormai è il futuro della sanità, come il diabetico ha ormai il piccolo dischetto con cui guarda con l'orologio, guarda posso mangiare il cannolo sì o no. Noi abbiamo questi microchip che ormai da molti anni impiantiamo sotto pelle, questo ci permette di monitorare il ritmo cardiaco, alcune volte anche l'ischemia di questi pazienti, e addirittura, siccome ovviamente il paziente qualche volta può avere anche degli arresti cardiaci notturni, ma lui dorme e non se ne accorge, noi questo lo vediamo perché l'apparecchio ci manda degli alert e siamo noi a chiamare il paziente e dire: può passare da noi che le dovremmo parlare un attimino? Caspita. E gli dimostriamo appunto queste patologie aritmiche o bradi o tachi, quindi una frequenza che si abbassa, una frequenza che accelera, e quindi la terapia è adeguata. È il futuro della medicina ormai sono i sensori. Il futuro che il professor Gurizia, come dire, porta sempre verso nuovi fronti, ha presentato un nuovo protocollo di studio, se non sbaglio, proprio sullo scompenso cardiaco. Lo Sparta DM di cui parlavamo, proprio per questo, cioè che arruolerà pazienti da questi 54 che stamattina mi sono arrivate 2 messaggi di altri 4 centri che vogliono aderire assolutamente. Per adesso partiamo solamente Sicilia e Calabria e vedremo se più avanti lo estenderemo anche a livello nazionale. Senza voler fare, come dire, parlare, qui si tratta di cose molto serie, purtroppo, di persone che soffrono e che hanno problemi, ma possiamo, professore, immaginare un giorno in cui non si morirà più per problemi del cuore? Devo dire che in Italia l'età media sta aumentando tantissimo e se questo succede è perché devo dire che la cardiologia italiana è fiore all'occhiello della cardiologia internazionale. Lo dico anche perché da ex governatore dell'American College of Cardiology, che riunisce tutti i cardiologi sostanzialmente del mondo, noi siamo molto, fra virgolette, invidiati per le capacità intuitive, cliniche, poi per alcune cose ovviamente abbiamo una disponibilità economica non solo per gli studi ma soprattutto anche per la ricerca che è un po' inferiore a quella di altri paesi nord europei e soprattutto d'oltreoceano statunitensi. Però
bisogna sapere che l'Italia, la cardiologia italiana, è sempre fa il primo e il secondo posto per numero di comunicazioni scientifiche al Congresso Europeo di Cardiologia, che è il congresso più grande che si fa in Europa, oltre 60.000 partecipanti, e quando si va a vedere qual è la nazione che ha prodotto più scienza, l'Italia se la batte, come dice sempre, un po' con la Germania, e l'Italia è molto più piccola della Germania, abbiamo meno di un terzo dei cardiologi che ci sono in Germania, ma la nostra produzione scientifica è di altissimo livello. E lì alla testa c'è l'ospedale Garibaldi di Nedima, no? Noi siamo sicuramente una goccia nell'oceano, facciamo il nostro lavoro, lo facciamo con modestia, ma lo facciamo con tanto amore nei confronti dei pazienti, e cerchiamo di dare ogni giorno una risposta concreta al fabbisogno di salute di chi soffre. Mi permetto di citare, sia pure a memoria, le belle parole che ha detto il Papa quando ha detto: oggi sto sperimentando la dolcezza della cura, è vero? Ed è un po' quello che voi riuscite a fare, perché per i pazienti di ogni malattia, ma per le malattie cardiovascolari è particolarmente importante, è questo rapporto che uno deve sentire. E non dobbiamo mai dimenticare che il paziente, se è malato ed è un malato grave, è molto impaurito, e quindi toccargli il polso, toccargli la mano quando gli si parla lo addolcisce, lo rasserena. Trasmettere un senso di sicurezza al paziente, anche al più grave soprattutto, è qualcosa che lo aiuta moltissimo. Quando invece il paziente non è malato e arriva e bussa violentemente alla nostra porta, dimostrargli che non è malato e che quindi può guardare la vita sorridendo e non deve ricorrere a prescrizioni inutili e quindi rincorrere, allungare le liste d'attesa, è uno sforzo che tutti noi medici dobbiamo compiere congiuntamente agli infermieri, che sono dei compagni di lavoro importantissimi, gli ausiliari, gli AS, perché quello non è un malato e dobbiamo restituirlo a una vita sana. Dobbiamo dirgli che deve fare i controlli in prevenzione una volta ogni 2, 3 anni, 4 anni, quando sarà, non fissarsi con le malattie, non intasare i pronto soccorsi, ma se ha un po' di pressione più alta nessun problema, parlare un attimo col medico curante, aggiustare un po' la posologia del farmaco e tranquillizzarsi, perché la buona sanità la facciamo tutti, non la fanno solo i medici, la facciamo anche noi con il nostro modo di comportarci. È fantastico incontrare cardiologi come il professor Gulizia, perché uno si rasserena grazie anche a voi nella per questo comunicazione. Spazio, grazie per questo spazio di comunicazione sociale che è importante. Prima di tutto. Buon lavoro, oggi concludete, vero? Oggi concludiamo alle 18, oggi ci sarà un'importantissima sessione scientifica che vede i massimi vertici della regione siciliana, i direttori generali, il nostro direttore, il dottor Giuseppe Giammanco, proprio sul DM decreto ministeriale 77 e soprattutto sul ruolo, proprio perché noi ci proiettiamo. Lei poco fa ha citato lo studio che noi abbiamo portato avanti, questo studio è riuscito e sta andando molto bene avanti perché noi ci siamo aperti al territorio e con la collaborazione di tutti i medici di medicina generale, la cardiologia del territorio, abbiamo un interscambio e gestione dei malati, per cui i malati che arrivano da noi quando ritornano vengono riaffidati al medico di medicina generale, quelli di più semplice allocazione, al cardiologo specialista delle varie province anche regionali da cui proviene, e tratteniamo solo i malati, quelli più difficili, quelli più avanzati che hanno bisogno dell'ospedale, perché così deve essere, perché ci vuole questa integrazione con l'ospedale e quindi questo diventa fondamentale. Conclusione quindi al 4 Points dello Sheraton di Catania. Assolutamente. Grazie. Complimenti Grazie al professor Gulizia e grazie ancora per le speranze e per gli aggiornamenti che ci ha dato, che ci riempiono, come dire, di ottimismo, anche se parliamo di malattie molto serie. State con noi tra poco. A proposito di malattia, prevenzione e cura, la rivoluzione della cura. State con noi. Buongiorno Sicilia. Grazie professore. Buongiorno Sicilia, continuiamo a parlare di cure, di speranze, di progressi con l'immunologa dell'Università di Padova, la professoressa Antonella Viola. Benvenuta, buongiorno. È autrice, buongiorno, insieme al professor Alessandro Aiuti, che è immunologo primario a sua volta a Milano, di un libro che ci affascina già soltanto dal titolo, La rivoluzione della cura. Eccolo qua, lo vedete, l'editore
qui non riesco a leggerlo adesso. Einaudi, benissimo. Einaudi. Perfetto. E in che cosa consiste? Perché parlate di rivoluzione della cura? Beh, buongiorno a tutte e tutti. Noi parliamo di rivoluzione della cura perché in realtà è quello che sta accadendo in questo momento, nel senso che grazie alle scoperte sul DNA, l'RNA, sulla biologia molecolare che sono state fatte e portate avanti negli ultimi 50-60 anni, noi oggi siamo in grado di curare delle malattie per le quali fino ad oggi cure non ce n'erano. Parliamo delle malattie rare, di diverse malattie rare, per cui grazie alla terapia genica o a farmaci basati sull'RNA oggi si possono effettivamente curare i bambini ma anche i giovani adulti che soffrono di queste patologie, e parliamo anche dell'applicazione della terapia genica e della conoscenza che abbiamo sull'RNA messaggero alla cura del cancro. È una vera rivoluzione perché appunto si apre la possibilità per questi pazienti di avere una cura risolutiva per malattie spesso terribili, devastanti, malattie che portavano la morte ai bambini oppure a una vita veramente difficile. E adesso appunto grazie a una sola terapia, una sola somministrazione si può tornare a una vita normale. Ecco, ci vuole fare un esempio concreto che possiamo capire anche noi non addetti ai lavori, del fatto che sia sufficiente una sola seduta, un solo incontro, una sola terapia per affrontare e risolvere malattie anche gravi? Sì, pensiamo, vi faccio l'esempio di una patologia che è stata curata tra l'altro grazie alla ricerca italiana. È una malattia che rientra nel campo delle immunodeficienze severe, si chiama ADA-SPID. E i bambini e le bambine che nascono con questa mutazione non riescono a sviluppare un sistema immunitario per cui sono suscettibili a qualunque microbo che è presente nell'ambiente. Sono bambini che venivano anche chiamati bambini bolla perché appunto dovevano vivere completamente isolati, è stata la storia anche in film dedicata a questo tipo di patologia, perché se venivano appunto in contatto con l'ambiente non riuscivano a superare l'infezione. Adesso invece l'Italia, per particolare all'Istituto San Raffaele, grazie a Teleton, hanno sviluppato una terapia per cui vengono prese le cellule staminali del paziente, le cellule del sangue, che sono presenti nei bambini, vengono modificate geneticamente, cioè si inserisce il gene terapeutico, si reinfondono queste cellule trasformate nel bel bambino, nella bambina, e queste poi daranno origine al sistema immunitario corretto, e quindi i bambini possono avere una vita normale, possono andare a scuola, incontrare gli amici, vivere serenamente. Questa è già realtà, è qualcosa che già accade. Davvero, ed è entusiasmante, immagino, per migliaia e migliaia di famiglie che purtroppo vivono questo problema. Adesso, professoressa, è inevitabile affrontare quello che, come mi dice, è il centro delle nostre preoccupazioni e tante volte anche dei nostri dolori per le perdite delle persone. L'ultima l'abbiamo ricordata qualche momento fa, la Eleonora Giorgi, che ha suscitato un'ondata di dolore, di partecipazione in tutto il paese. A che punto siamo per quanto riguarda la battaglia, se posso usare questo termine, contro il cancro? Chiamiamolo come si chiama, cancro, senza dire brutto male, senza dire altre cose che non mettono al centro il problema vero. Ecco, a che punto siamo? Come la rivoluzione della cura avviene anche lì? Sì, avviene anche lì, però dobbiamo specificare una cosa importante, che noi diciamo il cancro, in realtà non è uno, sono tanti diversi, e quindi questa è la difficoltà, nel senso che per molti tipi di tumore oggi una soluzione c'è.
c'è, per esempio nei tumori pediatrici c'è stata si è passati a curare praticamente quasi il 92, 93, 94% dei bambini che si ammalano di tumore. Se pensiamo a quello che accadeva 20 anni fa, è cambiato completamente lo scenario. Questo anche grazie alla rivoluzione della cura di cui parliamo nel libro, cioè al fatto che sono state generate delle cellule CAR-T. Cosa sono le CAR-T? Sono sempre linfociti presi dal paziente, che sono modificati geneticamente per fare in modo che siano in grado di riconoscere le cellule tumorali. Queste cellule quindi poi vengono reintrodotte nel paziente, vanno in circolo e trovano le cellule tumorali e le eliminano. Le CAR-T hanno già fatto la differenza e stanno già facendo la differenza per tantissimi tumori, quelli che noi chiamiamo comunemente i tumori del sangue, le leucemie, i linfomi, e quindi in questo caso rappresentano già un'arma importantissima. Quello che sta facendo la ricerca oggi è di cercare di indirizzare il CAR-T anche verso i tumori solidi. Pensiamo appunto al tumore del pancreas, così come tanti altri tumori solidi. Qui la difficoltà è maggiore, però i risultati cominciano ad esserci e sono molto interessanti. In più, sempre parlando di cancro al pancreas, per esempio, si sta lavorando molto su un approccio basato su un vaccino su RNA messaggero. Che cosa vuol dire? Che noi, come abbiamo fatto durante il Covid-19 con i vaccini basati su mRNA, abbiamo insegnato al nostro sistema immunitario a riconoscere il virus, possiamo fare la stessa cosa con il tumore, quindi insegnare al sistema immunitario come riconoscere, attaccare e uccidere le cellule tumorali. E questa è un po' la frontiera su cui si sta lavorando. Quindi ci potremo vaccinare contro i tumori. E questo è un po' il futuro che speriamo di ottenere? Allora, attenzione, noi già ci possiamo vaccinare per prevenire alcuni tumori, come sappiamo bene il vaccino per il papillomavirus, anche il vaccino che facciamo per l'epatite B, però quando io parlo di vaccino per il tumore al pancreas non parlo di un vaccino preventivo, non facciamo prevenzione, non andiamo a vaccinare le persone sane, parliamo di una stimolazione del sistema immunitario che si fa in una persona che ha già il tumore, quindi sarà un approccio terapeutico, non di prevenzione. Ma speriamo comunque che sia efficace, ancora sempre più efficace, visto anche purtroppo anche le perdite recenti che abbiamo avuto. L'ultima domanda, professoressa, parlate di medicina partecipativa. Sì, ovviamente l'abbiamo visto durante il Covid, nel senso la scienza può fare grandi cose, può creare vaccini, può trovare cure per i tumori, può trovare cure per le malattie rare. Ma se non c'è poi la scelta da parte del paziente di affidarsi alla medicina, a queste rivoluzioni, allora tutto quello che è stato fatto è inutile. Nel futuro la medicina dovrà necessariamente coinvolgere il paziente e che non dovrà più essere, diciamo, un oggetto di cura, ma un soggetto di cura. E per farlo però serve cultura scientifica, ecco perché la divulgazione è così importante. È molto importante. Grazie alla professoressa Antonella Viola, immunologa all'Università di Padova, coautrice con il professor Alessandro Aiuti, immunologo primario a Milano, di questo importante volume pubblicato da Einaudi, La rivoluzione della cura. Eccolo qui, potete ancora guardarne la copertina se siete interessati, come un po' tutti noi. Ma questo per noi, buon lavoro professoressa, grazie ancora. Grazie. Questo per noi è il momento dell'almanacco. Oggi è la giornata mondiale del sonno, un evento annuale che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un sonno buono e salutare per la nostra salute fisica e mentale. Il sonno infatti è una funzione biologica fondamentale che influisce sull'umore, sulla memoria, sulla creatività e sulla produttività, ma anche sul sistema immunitario e sul metabolismo. Ma perché i pianeti che ruotano attorno al Sole hanno tutti velocità diverse?
Le traiettorie compiute dai pianeti del nostro sistema solare nel loro movimento di rotazione attorno al Sole vengono chiamate orbite planetarie. In particolare, più un pianeta è vicino al Sole, più è influenzato dalla forza di gravità solare che lo attira maggiormente. Quindi per rimanere in orbita il pianeta deve aumentare la propria velocità. Per questo Mercurio ha l'orbita più rapida, mentre Nettuno, il più lontano, è il più lento. La traiettoria di ciascun pianeta è un'ellisse, leggermente modificata dalle forze esercitate dagli altri pianeti. Andiamo subito in orbita con il nostro Marco Amato. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno Michele, buon inizio settimana e buongiorno Sicilia. Allora, il caffè è buono, è caldo, è la mattina giusta per cominciare la settimana con le tue osservazioni. Ebbene, oggi a proposito di orbite e di stelle, sia nel cielo che nel firmamento dello spettacolo, vi volevo parlare della prosecuzione di una mia previsione più o meno avverata, ovvero avevo dato per vincente il Toro al Festival di Sanremo, ed è vero, Olli e Toro, avevo dato anche i venusiani, quindi Bilancia e anche Giulio Corsi. Insomma, sul podio ancora una volta si confermano nella musica i Toro come vincenti, ed è proprio di un altro Toro, di Gabri Ponte, che vi voglio parlare oggi, perché dopo San Marino anche lui farà parte del team azzurro dell'Eurofestival. Ebbene, questa disposizione, perché il Toro e i venusiani sono i più favoriti per adesso nella musica, è proprio la presenza del pianeta Urano in Toro che dà questa valenza, e proprio perché tutto quello che sono suoni, musica ed elettronica sono tutti gestiti da questo pianeta, quindi la ragione zodiacale in realtà è abbastanza semplice. Ricordo pure che per vincere abbiamo bisogno anche di un grande Giove per adesso in Gemelli, ed è nel segno della comunicazione. Ma cosa accade a proposito di orbita oggi per iniziare la settimana? La iniziamo benissimo ruggendo con una stupenda Luna in Leone, che tra l'altro rivitalizza Venere e Mercurio, che sono andati in retrogradazione in Ariete. Vediamo cosa succede nello zodiaco. L'Ariete in particolare riprende dinamico con questa luna la voglia di comunicare, di relazionarsi, per cui nonostante i dubbi decideranno comunque di buttarsi nell'occhio del primo ciclone. Ebbene, Toro invece ha raggiunto una sua stabilità affettiva, e quindi adesso soprattutto un po' più calmo, quindi adesso godetevi i frutti di tutto questo benessere. Gemelli, dicevo prima, Giove è ospite nei vostri gradi, e la Luna oggi dinamizza molto la vostra voglia di espansione, le ambizioni. Vi riusciranno benissimo tutti i lavori di squadra e in team. Cancro, la Luna di oggi è una Luna che parla di economia, quindi cari Cancro, non solo sogni ma anche un po' di praticità. Leone, protagonisti della giornata con questa Luna stupenda che vi mette in contatto con i sentimenti e aumenta il vostro senso protettivo nei confronti della famiglia o di chi amate. Vergine, è una Luna un po' pensierosa oggi da inizio settimana, proprio perché è una Luna che parla di ricordi e di qualche pensiero forse da condividere con qualcuno che amate, proprio perché se avete dei dubbi è giusto esternarli. Bilancia, una Luna a voi congeniale che parla di amici, che parla di ispirazione e di affinità elettiva. Oggi è un'ottima giornata per prendere degli accordi. Scorpione, giornata oggi con una Luna di quadratura, forse un po' di nostalgia, qualche ripensamento, argomenti un po' complicati per lo Scorpione oggi, ma che affronterà sempre in maniera chirurgica e molto profonda. Sagittario, Luna di Trigono anche per voi, ottima per amore e passione. Capricorno, una giornata intensissima con una Luna del genere che vi porta però a dover essere presenti in qualche luogo per aggiustare un po' le cose. Acquario, Luna d'opposizione oggi, si
scontra un po' anche con Plutone, per cui qualche dubbio forse, ma oggi risanerete tutta una serie di faccende che hanno a che fare con l'amministrazione. Pesci, una luna un po' distante in gradi, ma avete sicuramente tutta la forza di un sole congiunto a Saturno che vi rende imperiosi e decisionisti, quindi oggi sfruttate la vostra dolce autorità. E detto questo, caro Michele, ti auguro una splendida giornata, a tutti i telespettatori, buongiorno Sicilia. A te altrettanto, buon caffè, buona settimana. Luca, abbiamo qualche notiziola che hai tirato fuori ancora dai quotidiani? Sì, cioè, oggi ovviamente la paginata dedicata a Gabri Ponte, l'aveva azzeccato questo. Eccolo. Una l'aveva presa. È proprio lui. È proprio lui, Gabri Ponte, che ha Tutta vinto tutta l'Italia. l'Italia. È rimasto questo jingle. Adesso va all'Eurovision, chissà, insomma, che non vinca magari. Sai che negli Eiffel 65, che era il gruppo, diciamo, che ha portato a successo Gabri Ponte, quelli di una canzone famosa che si chiama Blu, c'era anche un siciliano, cioè, quindi la storia è di Siracusa, quindi insomma con Gabri Ponte, quindi insomma c'è anche un po' di Sicilia in questo successo di Gabri Ponte, chi lo sa, magari porta fortuna. Poi ti faccio vedere, sai che gli inglesi sono sempre l'aplomb degli inglesi che vogliono essere sempre patriottici. Eccolo qua. Allora, siccome si cerca il nuovo 007, si esaminano anche i profili di attori americani, no? Dice no, il 007 non esiste, non deve essere americano, no? Questo è il Corriere della Sera. Lo 007 deve essere inglese, così come il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, e sono tutti, diciamo, del Regno Unito. Il più famoso, ovviamente, per affetto, almeno per me, rimane Sean Connery, poi gli altri, insomma, sono diventati famosissimi pure, e sono tutti inglesi, quindi no allo 007 americano. E poi, caro Michele, visto che questo è l'orario del caffè, guarda quanto è arrivato a costare il caffè. Il costo del caffè al bar è cresciuto, pensa, dai 19% dal 2021, che se ci pensi è una cifra altissima. I colpevoli al solito, cioè, i cambiamenti climatici, che non possono rispondere mai, diciamo, no? Quindi sempre colpa dei cambiamenti climatici. E poi le speculazioni. Sai dov'è che il caffè costa di più in Italia? Costa 1,43 € a Bolzano, quindi insomma evitiamo di prendere il caffè a Bolzano. Se vogliamo prendere una tazzina più economica, quindi sotto l'euro, è rimasto solo Catanzaro. Quindi Michele, se vogliamo andare a prendere il caffè a Catanzaro, risparmiamo qualcosa. Andiamo a Catanzaro tutti a bere il caffè. Adesso voglio ricordare il compleanno di una canzone, si chiamava Ringo Starr, dei Pinguini Tattici Nucleari, tra i pezzi più trasmessi in radio. Era il 2020, sono passati 5 anni con Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari. Avete visto? Vi salutiamo e vediamo il Buongiorno Sicilia.